Vedremo anticipazione episodio 124. Jeanne ha deciso a riavere la fiducia di Sanem. Mentre Jeanne si reca in un negozio ad acquistare un hard disk, alla fattoria arriva Igit e trova Sanem nell'orto. Parlano e lui inventa che non era lì la sera prima. Sanem gli dice che è turbata dopo ciò che è accaduto e lui vuole sapere cosa, naturalmente fingendo di non esserne al corrente. Sanem racconta di Jeanne che è entrato nel capanno per recuperare un oggetto speciale, senza specificare cosa, e Igit teme che siano le riprese che lo incolpano. Al negozio, nel frattempo, Mekibe e Nihat stanno male per quello che hanno fatto al loro genero e vogliono farsi perdonare. Decidono di andare a chiedergli scusa davanti ai suoi nuovi datori di lavoro affinché si senta onorato. Alla fattoria, Sanem confessa ai suoi amici che ha ricominciato a scrivere alcune bozze. Arriva Jeanne e comunica che finché la sua barca non sarà aggiustata si occuperà dell'agenzia, sempre che Sanem sia d'accordo. Mentre parlano e sono seduti al tavolo, Jeanne appoggia l'hard disk lì sopra, in modo tale che Igit possa vederlo. Così Igit ricorda la telefonata in cui Jeanne parlava delle registrazioni della casa di montagna, che erano in suo possesso. Poi Igit telefona a Yuma e la mette a corrente di quanto sta accadendo. La donna gli impone di stare calmo, ma lui è preoccupato perché se Jeanne lo mostrerà a Sanem, lui la perderà del tutto. Intanto Jeanne è tornato a lavorare vicino a Sanem e i due si ritrovano molto vicini. Gégé è lì con loro, li vede guardarsi a lungo negli occhi, così con una scusa li avvicina ancora un po'. I due parlano, poi Jeanne intravede Igit che li osserva. Alla tenuta intanto Jeanne, Igit, Gégé e Sanem sono nuovamente seduti al tavolo. Igit guarda continuamente il PC. Arriva però la madre di Janer, il bimbo che ama viaggiare, preoccupata perché non riesce a trovarlo. Aziz propone di andare tutti a cercarlo. Jan sospetta che sia nel bosco e tutti si organizzano per le ricerche del bambino. Igit vorrebbe andare con Sanem, ma lei lo scoraggia perché non può camminare. Jeanne allora si propone di accompagnarla, ma lei non vuole, dicendo di conoscere bene il bosco. Miriban però la convince dicendo che nel bosco ci sono degli orsi, così Sanem si fa accompagnare da Jeanne. Gégé va con Muso e Deren con Bulut. Leila e i genitori si sentono al telefono e lei viene a sapere della sorpresa che intendono fare a Mirre. Mentre sono lì, vedono il genero uscire dal palazzo dove credono che lui lavori e lo costringono a ritornare di sopra, scoprendo la verità sulla sua disoccupazione. Intanto Gégé e Muzaffer, con l'elmetto in testa, si accorgono di ritrovarsi sempre nello stesso punto. Sanem intanto avanza nel bosco e Jeanne comincia a chiamare il bambino, ma Sanem è sicura che non risponderà, perché Janer vuole davvero viaggiare per il mondo. Jeanne dice che anche lui viaggia da quando era giovane. Sanem gli fa notare che la sua è diventata un'abitudine. A un certo punto Jeanne e Sanem si inoltrano ancora di più nel bosco. Sanem pensa a ciò che ha scritto nel libro e ritiene di aver esagerato parlando di 3 figli, giacché è già difficile prendersi cura di un bambino solo. Jeanne la sente parlare e le chiede da dove sia uscita fuori questa storia. Sanem allora gli rinfaccia che è evidente che non abbia letto il suo libro e Jeanne ricorda allora il sogno fatto la notte precedente. Poco dopo ritrovano finalmente il bambino. Sanem gli fa presente che erano molto preoccupati che gli potesse accadere qualcosa. Jeanne rimane molto colpito da Janer perché ha piantato la tenda e sistemato l'attrezzatura proprio come avrebbe fatto lui. Così gli regala la sua collana, quella che indossano i marinai. Con quella lui saprà quando arriverà il momento giusto per partire per il mare. Poco più tardi Jeanne e Sanem consegnano il bambino alla madre che li ha raggiunti in bicicletta. Poi i due parlano. Jeanne vorrebbe che tornassero a casa insieme, perché lei non ha il telefono. Sanem gli chiede da quando questo rappresenti un problema per lui. Lei se ne va e lui è visibilmente contrariato. Intanto gli Edin parlano con Emirre. Sono dispiaciuti se lui ha raccontato la bugia del lavoro per loro e gli spiegano che non ha bisogno di dimostrare nulla, perché lui ama Leila e questo è ciò che conta. Lui dice di essere sempre stato solo perché i genitori si sono separati presto e il loro ha finalmente trovato una famiglia. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!